19 settembre 1969, a Reykjavik, capitale dell'Islanda, nasce Jóhann Jóhannsson. All'età di 11 anni già era in grado di suonare pianoforte e trombone, ma abbandonò gli studi di quegli strumenti con l'adolescenza, per poi studiare all'università lingue e letteratura. La sua carriera musicale iniziò negli anni Ottanta nelle band del panorama islandese, come i Daisy Hill Poppy Farm, con cui pubblicò un EP, o gli Olympia, gli Unun e gli M. Nel 1999 fondò un'organizzazione che promuoveva le collaborazioni interdisciplinari tra musicisti e artisti di vari generi e culture. La prima musica composta per un altro media fu per uno spettacolo teatrale, Englabord, di cui pubblicò anche l'album. In queste musiche decostruisce il suono di vari strumenti a corda. Anche nel suo secondo album, Virolegu Forsetar, continua la sua sperimentazione, fino ad arrivare ad un totale di 10 album di musica strumentale, oltre alle sue musiche per il cinema. Tra questi ricordiamo sicuramente IBM 1401 a User's Manual, dedicato al padre ingegnere per molti anni impiegato alla IBM. La sua musica arriva per la prima volta sul grande schermo con i due film del regista islandese Robert Ingi Douglas, ossia Islenki Dramorin e A Man Like Me. Firma inoltre nel 2004 la musica per la commedia di successo This. Tuttavia è con il regista canadese Denis Villeneuve che incontra il successo planetario. Per Villeneuve compone le musiche di Prisoners, Sicario, con il quale riceve una nomination ai premi Oscar, ed Arrival. In seguito iniziò a lavorare anche a Blade Runner 2049, ma il regista canadese volle un cambio di direzione a livello musicale, per avvicinarsi più a Vangelis. Il film che lo consacrò alla critica con un Golden Globe nel 2014 fu tuttavia La teoria del tutto, di James Marsh. Il 2017, invece, è l'anno della particolare lavorazione con Darren Aronofsky, a Madre. Johansson infatti compose 90 minuti di musica per il film, le sincronizzò con l'immagine, ma si rese conto dell'inutilità di queste, e per sua iniziativa consigliò al regista di non usare musica nel film. Aronofsky accolse l'idea, ma comunque attribuì, anche per la soluzione del compositore, la colonna sonora del film a Johansson. Le ultime composizioni per il cinema prima della sua morte furono per Mandy di Panos Cosmatos, Il mistero di Donald C., sempre di James Marsh, e Maria Maddalena di Gar Davis. Lasciò incompiuto il lavoro per il film della Disney Ritorno al Bosco dei 100 Acri, a causa della sua morte, avvenuta il 9 febbraio 2018 a Berlino. Il film fu dedicato alla sua memoria. Le cause del decesso non sono del tutto chiare, tuttavia esami tossicologici hanno riscontrato la probabile motivazione in un mix letale di cocaina e farmaci. Johansson fece anche la sua esperienza da regista, con un unico film, Last and First Man, presentato in anteprima nel 2020 al Festival del Cinema di Berlino, dove ricevette una calda e positiva accoglienza. Salve a tutti amici di Soundtrack City e salve a Massimo Privitera. Salve anche a Marco Testoni, ciao a tutti, benvenuti. Allora, dunque, questa volta ringraziamo sempre Luca Perrone, il nostro Luca Perrone, per questa monografia di Jóhann Jóhannsson, che ovviamente sta a introdurre questo speciale che abbiamo dedicato a Jóhann Jóhannsson, grandissimo compositore islandese, ahimè scomparso qualche anno fa. Ma parlaci un po', Massimo, di questo speciale su Soundtrack City Plus che abbiamo dedicato proprio al compositore. Allora, questo compositore l'abbiamo trattato parlando del post-minimalismo, ma in realtà parlando di ben altro, perché il minimalismo sarebbe molto riduttivo, attribuirlo a questo grandissimo autore di musica applicata alle immagini, e non solo, con un compositore, Marco Biscarini, e con un montatore, Jan De Grassi, parlando per l'appunto delle influenze e di questo autore straordinario che ai noi, come hai ben detto tu, ci ha lasciati troppo prematuramente. E lo abbiamo trattato in tutti i suoi aspetti, soprattutto parlando di alcune colonne sonore in particolare, di cui oggi tu ne vai a parlare di una, io ne vado a parlare di un'altra, perché ci sono due aneddoti legati a, diciamo, due capolavori della sua filmografia. Tu Arrival e io una partitura che doveva essere in origine quella di Blade Runner 2049, chiusura del sodalizio con Denis Villeneuve. Ma parla tu intanto di Arrival, io lo faccio vedere nel frattempo. Allora, Arrival è secondo me la più grande colonna sonora degli ultimi 20 anni. Io ho un'adorazione particolare per questo compositore, per il lavoro che fa e che ha fatto, soprattutto unendo la scrittura musicale, il sound design, l'elettronica e tanti altri elementi musicali, tutti sapientemente miscelati.
Certo, c'è di fondo il post-minimalismo e anche la lezione del minimalismo storico, ma in realtà lui poi è andato molto, molto, molto avanti rispetto a tutto questo. Ma come al solito, a volte i compositori vanno avanti, ma l'Academy non va altrettanto avanti. E quindi questo è l'aneddoto che vogliamo ricordare di Arrival, e che faceva parte della cinquina, della famosa cinquina delle nomination, ma fu all'ultimo tolto perché l'Academy si era reso conto che all'interno del film non c'era solo musica originale, ma c'era anche un remix, peraltro dichiaratissimo, ovvero una composizione di Max Richter, On the Nature of Daylight, che peraltro abbiamo trovato anche, si trova anche su, ad esempio, altri film come Shutter Island. E nonostante i due erano amici, nonostante in qualche modo Richter avesse anche messo in allerta di tutto questo Johansson forse non si aspettava di andare nelle cinquina delle nomination. Fatto sta che l'Academy ha tolto dalla nomination, gli ha tolto la nomination. Gli è toccata la stessa sorte che qualche anno prima toccò Antonio Sanchez per Birdman, altra colonna sonora fantastica di solo a batteria, ricordo, che fu anche questa eliminata perché all'interno della colonna sonora comparivano dei brani di musica classica. Ma andiamo adesso invece con il tuo di ricordo di Johansson. Allora, io parlo di questa, di Last and First Man, che è uscito tra l'altro in questa edizione vinilica bellissima col Blu-ray del film. Un film di fantascienza diretto tra l'altro da Jóhann Johansson, diciamo l'ultima sua grande produzione, che si riferisce proprio a un film del 2018, quindi di un anno successivo a Blade Runner 2049, quindi proprio si dice e si palesa quasi come leggenda che questa colonna sonora qui è l'ultimo e gli ultimi e i primi uomini fosse la partitura rifiutata a Johansson da parte di Villeneuve, quindi chiusura e rottura del rapporto con Villeneuve. E devo dire una partitura molto molto seminale, molto particolare, anche qui un uso della voce codificata ben chiara, ben reiterante quelle modalità cellule melodiche tipiche del minimalismo, ma andando verso altri lidi. C'è una narrazione in questo film dalla parte di quella grandissima attrice che è inglese, che è Tilda Swinton, e Last and First Man ha una potenza, passatemi il termine, pittorica, sonora, espressiva, avanguardistica enorme. Quasi è una folgorazione per l'udito come è stata quella di Arrival, di cui parlava il mio socio, e infatti mi piace citare una critica del Manchester Evening News, dice al riguardo proprio questa colonna sonora, che vi invito ad ascoltare e a far vostra: un requiem mozzafiato per l'ultima specie umana nella civiltà, maestosamente messa insieme in 7 anni dal compositore che è destinato alla pura grandezza grazie a questa ulteriore colonna sonora, di cui tra l'altro viene cofirmata con Yayar Elazar Glotman, scusate lo devo leggere perché è un nome improponibile e illeggibile, dove c'è un altro premio Oscar che ha collaborato sempre e in molte occasioni proprio con Johansson, che è la violoncellista, premio Oscar per Joker, Hildur Guðnadóttir, e mi è partito il ponte. Meno male che l'hai detto te, io la volevo citare ma non osavo a parlare. Anche qui un uso quasi è una partitura dove si cade letteralmente in trance. È qualcosa di spettacolare, e io mi immagino cosa doveva essere questa partitura messa su Blade Runner 2049, che poi è stato passato ad Hans Zimmer e Benjamin Wallfish, purtroppo, ahimè, ai noi. Quindi, per saperne ancora di più su questa figura eclettica, che di ridurla al post-minimalismo è veramente quasi poco, semplicistico, vi invito a vedere questo speciale monografico su Soundtrack City Plus o Plus con i Jan De Grassi, Marco Biscarini e Marco Testoni. E infine un piccolo consiglio: se volete sentire Johansson e Hildur Guðnadóttir, lei, allora andate a vedere una serie televisiva che è su Netflix, si chiama Trapped, peraltro bellissima, e sentite cosa fanno questi due. In realtà hanno lavorato insieme, ma poi immagino che abbia lavorato solo Hildur, perché
per situazioni purtroppo che conosciamo. Arrivederci, ci vediamo su Soundtrack City Plus con lo speciale Johansson. Ciao Massimo. Alla prossima.